Un presunto errore formale esclude dalla lista del 5 per 1000 il soccorso alpino Veneto. Il comune di Cortina, venuto a conoscenza della situazione imbarazzante, si offre immediatamente di devolvere al sodalizio lo stesso importo che avrebbe dovuto percepire grazie alla libera scelta dei cittadini contribuenti. Oggi, nella sede del soccorso alpino di Cortina, si è svolta la cerimonia simbolica di consegna dei 15.000 euro. Abbiamo deciso di sostenere il soccorso alpino per un duplice motivo. Da un lato perché comunque abbiamo provato una certa amarezza anche noi nel vedere che la burocrazia si è messa di traverso e ha così ostacolato la volontà dei cittadini che avevano deciso di donare il 5 per 1000 a questa meritevole associazione. Dall'altro anche perché sappiamo che ogni euro investito sul soccorso alpino è un euro ben speso. Questo contributo è, diciamo, una manna, anche perché va a finanziare il capitolo di spesa importante che è la formazione. Il soccorso alpino, la formazione è essenziale. La notizia dell'esclusione dalla lista del 5 per 1000 decretata dall'Agenzia delle Entrate di Venezia ha fatto ribollire il sangue, soprattutto perché un errore formale, cioè la presunta mancanza della copia del documento di identità del legale rappresentante del soccorso alpino Veneto, è stato trasformato in errore sostanziale. L'intervento meritorio del Comune di Cortina ha salvato la formazione e si è rivelato segno tangibile della vicinanza di quella istituzione al soccorso alpino. Un segno tangibile di come l'ente locale sia davvero vicino a quelle che sono le istanze del cittadino prima di tutto, ma anche di un'associazione che riteniamo presidio importante per il territorio, per le comunità, per l'utenza turistica, tanto più in zone ad elevata frequentazione turistica come appunto la conca cortinese. Il denaro, ha spiegato Fabio Bristotte, sarà restituito all'amministrazione comunale qualora l'Agenzia delle Entrate di Venezia dovesse ravvedersi. Sarebbe un punto, il primo, nella battaglia contro la burocrazia più becera che continua a frenare il Paese.